A Venezia, presso la scuola San Giovanni Evangelista, l'ultima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Incontro dal titolo Le proposte del distretto della pesca del Nord Adriatico. L'incontro si è svolto a conclusione di una 3 giorni di Stati Generali della Pesca del Veneto che la Regione del Veneto ha organizzato dal 5 al 7 luglio 2022 in 3 diverse location rappresentative della filiera ittica veneta: Chioggia, Porto Tolle, Caorle, ponendo il focus per ciascuna giornata su 3 tematiche guida: pesca e acquacoltura nelle acque interne, sostenibilità, programmazione FEAMPA. Assessore Corazzari, ultima giornata, la conclusione di questi Stati Generali della Pesca del Veneto. La prima cosa che possiamo dire è che è andato veramente tutto bene. Siamo soddisfatti, è stato un percorso durato 4 giorni, abbiamo messo al centro dell'attenzione la pesca, i pescatori, le tematiche legate a questo mondo che non riguarda solo il settore ma che ha delle ripercussioni importanti e dirette su temi di interesse generale, quindi della nostra comunità veneta e anche nazionale. Per noi è stato un motivo di approfondimento, di confronto e di proposta. Oggi parleremo di distretto dell'Alto Adriatico, quindi anche di proposte in termini di gestioni sovraregionali. Riteniamo che il nostro mare, per le proprie peculiarità, abbia bisogno di un'attenzione specifica e di misure specifiche, e su questo quindi lavoriamo insieme alle altre regioni del distretto, l'Emilia Romagna e il Friuli. Ultima giornata di questi Stati Generali della Pesca del Veneto, un suo giudizio. Sempre bene quando si parla di pesca ed acquacoltura, perché sappiamo che il pesce, il rapporto ittico è importantissimo in una dieta, sappiamo anche che aumenteremo in maniera esponenziale, per cui bisogna parlare di pesca e di acquacoltura. Devo dire che si parla un po' poco di acquacoltura, anche se nel mondo l'acquacoltura ha superato la pesca. Stati Generali della Pesca del Veneto è un momento importante anche per voi. Sì, senz'altro sì, perché l'autorità marittima, in particolare la Direzione Marittima del Veneto, come ho accennato nel mio intervento introduttivo, è anche nono centro di controllo area pesca, con tutte ovviamente le incombenze e le responsabilità che ne derivano. Essere qui era un atto dovuto come istituzione, come ovviamente soggetto competente nel settore, anche perché, come ho avuto modo di dire, l'obiettivo che ci si pone con questi Stati Generali è un po' raccogliere le file di quello che è stato seminato nelle giornate di studio dei lavori precedenti, questa volta con un focus più esteso ad ampio respiro. Obiettivo nobile, ambizioso, perché ovviamente far dialogare le istituzioni e i players dell'economia credo che sia quanto mai fondamentale. Da quello che si sente, da quello che si percepisce, tutto è andato nel migliore dei modi. Se qualcuno mi chiedesse come immagino di gestire la pesca, io direi così. Ci sono tutti gli elementi in questi Stati Generali dell'Alto Adriatico per cui si possa davvero creare un progetto sperimentale, perché il progetto della gestione della pesca per il Mediterraneo è questo distretto. Lo si percepisce da chi ha partecipato, dalla qualità di chi ha seguito i lavori, dalla capacità anche di interpretare quelle che sono le necessità di oggi, e perciò la salvaguardia dell'ambiente innanzitutto, ma senza però scordarci che ci stanno gli altri 2 aspetti fondamentali, che sono quelli sociali ed economici. Questi 4 giorni di Stati Generali della Pesca che cosa hanno rappresentato per Coldiretti? Sicuramente un bilancio positivo, accogliamo con grande interesse il fatto che si siano voluti organizzare questi 4 giorni proprio in una regione come la nostra, dove la pesca assolutamente ha un ruolo fondamentale come settore, in particolare in questo momento che è un momento critico per tutti nel settore agroalimentare e nel settore della pesca. Io credo che dobbiamo fare un plauso al nostro assessore Corazzari, perché sta veramente dimostrando come per lui e per la regione la pesca abbia un ruolo centrale per Regione Veneto, e io credo che ci aspettiamo dalla fine di questi 4 giorni anche un momento un po' di riflessione per trarre le conclusioni e darci un po' delle linee guida.